Oggi siamo qui davanti a questi palazzi di cui abbiamo ancora e vogliamo ancora avere stima, fiducia. Tribunale di Vicenza. Le mamme no fas che qui sotto avevano fatto un presidio per chiedere giustizia durato 5 giorni consecutivi non hanno voluto mancare ad essere presenti. Oggi lunedì 21 ottobre 2019, una data storica nella vicenda della contaminazione dei fas nei terreni nelle falde del Veneto, perché oggi ha preso avvio ufficialmente il procedimento giudiziario a carico dei dirigenti e responsabili della Miteni, l'azienda chimica di Trissino considerata la principale responsabile dell'inquinamento. Questo del processo era una data importante per la quale abbiamo lottato, perché la giustizia deve fare il proprio corso. Un'udienza lampo però, perché uno sciopero degli avvocati penalisti contro la riforma della prescrizione ha fatto mancare la maggior parte dei legali della difesa. Il GUP Roberto Venditti ha quindi rinviato al prossimo 11 novembre la ripresa del procedimento. Una battaglia che si preannuncia complessa e durissima. Il giudice Venditti dovrà stabilire se rinviare a giudizio i responsabili ed ex dirigenti della Miteni. Dovranno rispondere di disastro innominato e avvelenamento delle acque. 13 in totale gli imputati. Oggi si sono aggiunti anche i 3 dirigenti della Mitsubishi, la cui posizione inizialmente era stata stralciata. Se l'impianto accusatorio si dimostrasse fondato, si preannuncia la celebrazione di un vero e proprio maxi processo a Vicenza, dopo quello del crack della BPV, e potrebbe non essere il solo. Altre indagini preliminari sono in corso su un secondo filone d'inchiesta aperto sempre dalla Procura di Vicenza e che riguarda l'ipotesi di disastro ambientale. La prossima udienza sarà interamente dedicata alla deposizione delle richieste di costituzione delle parti civili. Interessate sono decine di enti come il Ministero dell'Ambiente, la Regione Veneto, alcune province e comuni e centinaia di cittadini coinvolti. Confidiamo nella celerità delle procedure di avvio di questo processo, dove, ricordiamo, si sono costituiti alle parti civili, lavoratori, operai dell'azienda. Noi ci costituiremo come parte civile proprio nel processo. Speriamo che le leggi e che questa giustizia dia delle pene esemplari a queste persone, perché noi ci aspettiamo questo.